Io vi chiedo pardon ma non seguo il bon ton. E che a cena devo avere sempre in mano un iPhone. Il cane di Chiara Ferragni al Papillon di Vuitton. Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John. Salvini sul suo blog ha scritto un post. Dice che se il mattino ho l'oro in bocca si tratta di un rom. Sono un malato del risparmio, per questo faccio un po' di terapia di Groupon. Poi lo sai, non c'è un senso a questo tempo che non dà il giusto peso a quello che... Questa sera non ti dico no. Arriviamo in Cina in autostop, può chiedermi la luna, tanto la conosco. Questa sera non ti dico no, domani non lo so. Il tuo profumo resta fra le mie dita, ti rincorro come fossi l'ultimo treno della vita. Questo caldo frantuma le ossa, prima che l'acqua corroda la roccia. E lasciamone ovunque vuoi vai, lontano dai guai dove nessuno lo sa. Per dimenticare in una notte intera tutto quello che non va, ti prometto che stasera non ti dico no. Ma non è possibile, ma che roba, ragazzi. Ma che succede? Come si permettono? Gentaglia. Ma cos'è da borbottare? Borbotti, una continuazione. Guarda qua, guarda qua. Un titolone enorme che accusa questa donna. È stata lei ad uccidere. E poi, in piccolo, il dubbio degli inquirenti. Le indagini non portano a niente di serio, bla bla bla. No, io non ho capito niente, comunque. Il lettore è attratto dal titolo a caratteri cubitali e quindi acquista il giornale. Poi cosa viene a scoprire? Nient'altro che il fatto in sé per sé. Oppure ancora peggio, si ferma al titolo e per lui la realtà è quella, finita lì. E allora? E allora dovrebbero dare la notizia per quella che è. Ok, è morto uno. Sì, e c'aveva 50 anni, è morto sotto un carretto. Fine. Oh, è grave, sì. Certo che è grave assai, È certo che è grave, è come quei programmi sensazionalistici che ti promettono di rivelarti chissà che cosa, tipo oggi vi diremo se gli UFO sono arrivati in California. E poi, com'è? Solito, niente, fumo, solo fumo, la realtà non si saprà mai. E invece cosa dovrebbero fare secondo te? Quello che t'ho detto, dare la notizia per quella che è. Fine, dai la notizia, punto, basta, senza tante salamelecchi, senza tante giri di parole. Oh. Ma magari i giornalisti, oltre a dare informazione, cercano di fornire un minimo di spiegazione. Balle. Questo è fatto soltanto per attirare persone dal basso spessore culturale, capito? Persone attaccate al televisore, irretite da programmi di tipo scandalistico che fanno soltanto audience sulle disgrazie della gente. Dai, è come quello che fanno il pomeriggio. Come si chiama? Con quella presentatrice che ride e piange al comando. Quindi vorresti dire che io, che guardo quella trasmissione a comando, come dici tu, vedi e vivi la vita altrui, sarei una capra, una donna dal basso senso morboso, morale, come dici tu? No. Oh. Lucia! La gente si è arrivata, aspettavo solo te. Ciao! Ciao! Ecco l'amica di telenovelas. Guarda, lascialo perdere perché ci ha dato delle cretine. Dice che guardiamo solo TV spazzatura. Ma dimmi, cosa c'è in quella borsa? Guarda che cosa ho portato per mangiare. Biscottini alla cioccolata, mandorle sgusciate. Vai. E poi ho portato la frutta secca. Ci vuole. E poi guarda, Anna, ho portato la Coca-Cola, quella piena di zucchero. Ma non volevi mica quella senza zucchero, Ma no, ma al diavolo la dieta. E vai con cicce e brufoli. Scusa, ma tu oggi non esci? Ah no, oggi voglio piangere anch'io. Ma non dovevi andare da Carlo? No, perché Carla non si sente bene, quindi oggi rimango a casa con voi, signore. Che programma guardiamo? Ma come? Quale programma guardiamo? Vedi e vivi la vita altrui, il programma che sta raggiungendo il massimo audience del momento. Vedi e vivi la vita altrui. Pensa, Enzo stasera ci farà vedere uno spettacolo
sensazionale, eclatante, proprio in diretta, proprio mentre noi stiamo guardando. Mamma mia, non vedo l'ora. Io sto morendo dalla curiosità. Non lo immaginavo io. Beh, vai, Sì, forza, vabbè, vai. ho capito, me ne vado. Vai. Vado a fare 2 passi. Vai. Vai. Signore, mi raccomando, non vi fate entrare in testa troppe notizie, perché poi non c'è abituata, non vorrei che vi sentiste male. Sì, vai, via, vai. Mamma mia, certo è stronzo tuo marito, Mamma mia. Diciamo pure che è il prototipo dei rompicoglioni. Tutti i giorni ti attacca la filippica su qualcosa. Oggi ce l'aveva con i giornalisti. Dice che danno delle fake news. Fake news solamente per attirare la curiosità morbosa di noi povere cape cretine, eccetera, eccetera. Insomma, 2 zebedei così. Ma dai, cominci a Ascolta, fortunatamente mio marito. Ma guarda, l'hai alzata troppo, basta. Dicevi di tuo marito? Dicevo che fortunatamente mio marito sulla televisione non dice mai niente. Lui è solo fortemente geloso. Guarda, ogni giorno quando esco di casa sempre le solite storie. E quel vestito è troppo stretto, e quello è troppo corto, e quello è troppo scollato. Mamma mia, guarda, io non lo sopporto più. Ma Brenda, ma come farà a avere quel fisico a quell'età? Te lo dico io, quella si sta in palestra. Via. Vai. Approfittiamo ora per che c'è un po' di pubblicità. Mamma mia. Eccolo. Grazie. Oggi vi avevo promesso una trasmissione eccezionale, sì. Ma ci siete? Ci siete tutte? Ma dove sono le mie adorate amiche? Lo sapete che io vi amo, sì. E stasera potrete assistere a qualcosa, a un evento, ma che dico? A un atto eccezionale, sì. Proprio stasera, fra pochi minuti, in diretta, potrete vedere con i vostri occhi qualcosa di strepitoso. Sì, in diretta, perché lo sapete che la vostra Brenda non mente mai e non vi delude. Ma voi dico, cari amiche, siete pronte a seguirci per tutte e 4 le ore? Sì? E allora, se avete il vostro telecomando in mano, basterà premere 000 in un'unica volta, sì. E allora la rete saprà che voi siete qui con noi. Bene, cari amiche, allora, pronte con il telecomando? Appena dopo la sigla, premete sigla! E adesso ci fermiamo proprio qualche istante per consigliarvi cosa fareste bene ad acquistare. Vi adoro! Uffa, questa pubblicità però, Però Anna, mai visto com'è bella, ma come farà a stare in posa 4 ore così e di continuo così, come farà? Ma perché lei ha il physique du rôle, non è mica come te. Dai, che sono curiosa di sapere di quale evento terribile ci sarà oggi. Mamma mia, come sono curiosa! Amiche, le nostre 4 ore sono volate. La trasmissione è giunta al termine. Ci vediamo domani. Non vi abbiamo deluse, vero? È stata o no una puntata straordinaria?
ma non mancate domani, perché lo sapete che tutto questo succede se ci siete anche voi. Ciao amiche, a domani e ricordate, vedi e vivi la vita altrui. Sigla! Mamma mia, Anna, ma quello l'avranno pagato! Certo, altrimenti perché ha detto che farà quello che ha detto che farà? Mamma mia, ma a me non mi sembra una bella cosa però, Perché, scusami? Agli autori avranno una bella trasmissione da presentare, a lui gli danno un mucchio di quattrini e a noi una tragedia da vedere in diretta. Ma hai capito bene cosa ha detto Anna? Dall'espianto all'impianto, dall'espianto all'impianto. Allora, signore, che succede? Finita la trasmissione? Mamma mia, Enzo, tu sapessi cosa abbiamo visto, tu sapessi. Idea. Se solo tu sapessi, se solo tu avessi visto, una cosa veramente assurda, io non potevo... Oh, quando vai? Ti trasferisci? No, scusa, ero sopra il pensiero. Sì, allora, mentre pensi, mi puoi ascoltare un attimo? No, tu non hai idea di quello che abbiamo visto. Quell'uomo, quello che ha detto che farà. Oddio, non si fa. Dall'espianto, l'impianto. Terribile. Sì, ascolta, terribile. Si vede dalla faccia rimbambita che hai quanto sei sconvolta, però ora mi devi ascoltare, ascolta me, perché ora in questo momento non c'è niente che sia più importante. Allora, ti devo dire di Carlo, ok? Ti devo parlare di Carlo, ascoltami. Importante. Allora. Non è più importante. Tu non hai idea. Se tu l'avessi visto... Sveglia! Sì. Sveglia! Ti devo parlare di Carlo, ti ho detto. Sì. Cinzia lo vuole lasciare, capito che lo vuole lasciare? È a pezzi, è devastato. No, io non ce la faccio a vederlo quel programma. Non ce la posso fare. Svegliati! I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good. I got you. Oh, I feel nice. A sugar and spice. Rossella! Oh signora! Cosa stai facendo? Ma ero solo alla seconda strofa e mi veniva benissimo! Visto che ti veniva benissimo, va a pulire un po' i mobili in cucina che sono tutti sporchi. Fila via! Sì, io vado, però in questa casa l'arte non la si capisce. No, non la capiamo, dai! Ma guardala! Oh, Cinzia, vieni! Ciao Anna! Cinzia, che c'è? Calmati. Ciao, Anna. Sei agitatissima! Agitata? Me ne sono liberata, Anna, me ne sono liberata! Sì, ma calma, lo prendi un caffè? Sì, grazie, ce l'hai un ginseng? Sì, Rossella, porta un ginseng. Uno, signora? Ve lo dividete? Questa Rossella è sempre più acuta. 2 Rossella, 2 ginseng. Dunque, E questi ginseng li facciamo lunghi, semilunghi, corti? Doppiamente lunghi, sì. Dai, Grazie. Rossellina, dai. Ma lei è ancora licenziata, Io a quest'ora. Lasciala perdere. Piuttosto dimmi di Carlo. Carlo? Me ne sono liberata, non ne potevo più, non è più vita la nostra, non è più vita.
Gliel'hai detto? Diamine! Gli ho detto tutto, finalmente mi sono liberata, ieri gli ho detto tutto. E beh, lui come l'ha presa? Ti dirò, abbastanza tranquillo. Mi ha detto che, sai, si era accorto che la nostra vita matrimoniale ormai era andata scemando. Sai come sono gli uomini, no? Sì. Non voleva essere lui a fare il primo passo. Però adesso che i figli sono grandi, lavorano tutti fuori, è forse l'ora di rivedere la nostra vita matrimoniale, sì. E il vestito? Il completo? Guarda, bello, Ti piace? Sì, ma Bello, sì, vero? bello, ma piuttosto dimmi di Carlo. Possibile che l'abbia presa così bene? Strano, perché gli uomini non sono forti come noi donne. Ma infatti io ci sono rimasta come un baccalà. Sì. E gli ho detto, stai facendo la commedia, vero? E lui no. E io, ma guardati, che faccia che hai, guardati come ti muovi, come cammini, ma ti vedi, ti vedi. Rossella, cosa stai facendo? Porta più caffè. E gli ho detto, ma mi hai preso per scema, ma cosa pensi, Ma io ti vedo, sai, ti conosco, pagliaccio giullare. Oh, bella signora, pagliaccio chi? Anch'io c'ho la mia dignità, Oh, moderi termini. Ma cosa vuoi? Ma chi ti conosce? Ma mica stavo parlando con te, io stavo parlando con mio marito, cosa vuoi? Signora, io non lo vedo mica c'ha il suo marito. Vuole che resti qui? Vai Sicura? pure di là, tranquilla Rossella. Perché lei è un po'... No. Io vado, Vai. Lei se ha bisogno io... Certo, vai Rossellina, vai. Sì. E adesso? E lui... Certo che sono un pagliaccio, tu mi hai fatto diventare un pagliaccio, allora lasciamoci così. Rispenderò il rispetto di me stesso. E se n'è andato. E la collana? Bella, questa collana? Sì, Come sta con questo? Sì, completo? benissimo. Bella, vero? Sì, ma adesso cosa succederà? Adesso vita nuova, io mi vado a divertire, anzi ti dirò di più, mi iscriverò ad un club di cuori solitari. Ah, bene, beata te. Oh, ciao Cinzia. Ciao Enzo. Come va? Novità? Bene, grazie. Carlo, come sta? Bene, grazie, io l'ho lasciato bene, perché? Ma a giudicare dall'ultima volta che l'ho visto proprio bene non mi pare, insomma. Ma perché non ci ripensate? Ma dai Cinzia, ma lo conosci da 30 anni, ma ripensateci, su, dai. Enzo, per favore, non ti ci mettere pure tu, non rompere le scatole anche tu. Tu non lo sai le cose come stanno, non lo conosci, non lo sai, hai capito? E poi lui... Mi sembra perfettamente d'accordo. Bravo, il tuo solito tatto, Io? E che ho detto io? E a lei allora, che ha scaraventato Carlo sotto un treno? Mi fa una pena a me quel poveretto, guarda. Ti ho detto che tu le cose come sono non le sai, tu non puoi sapere come sono le cose tra le famiglie, hai capito? Che ore sono? Le 17, sono le 17. Cinzia, perché non rimani qui? Fra poco e comincia la trasmissione. Arriva. Ma tu proprio adesso che io ho il divano e la televisione tutta per me? No, io vado a casa, ti ringrazio. Ma dai che arriva anche Lucia, così la vediamo tutti insieme. No, ancora. Ma che l'ho sposate tutte io le tue amiche? Ma c'è la seconda parte, signora, la seconda parte della trasmissione. Rossella, che vuoi tu? Vai di là. Ecco, per piacere. Lo senti? Tutti gli uomini sono uguali, trattano la donna come delle serve, capito?
Oh, io vado, cara. Ma vado. dai, Ciao. ma dai, rimani. Ciao tesoro, Vai. ciao, vado a godermi la mia televisione e il mio divano. Ciao. Vai, vai. Se ci ripensi, Va. torna. Sì, ciao. Vai, brutta egoista, vai. Non ci posso credere, il mio amico sta male. Guarda questa, guarda. Ma cosa ne sai tu della loro vita matrimoniale? Ah, perché cosa ne sai tu allora della loro vita matrimoniale? Cosa ne sai tu della loro vita matrimoniale? Spiegalo. Tu hai solo un problema, ok? È quello di ascoltare soltanto una campana. E dovresti ascoltarne 2 di campane, la sua e dell'altra. Eccoci. Ciao, tutto a posto? Ma te stai sempre qua? Comunque, prima che arrivasse andava tutto bene. Ora che sei arrivata, male. Comunque lascialo perdere. Ho un'altra borsina, cosa ci sarà? Guarda, oggi ho portato cantuccini e spumante fragolino. Sì, Che belle cose, signora bella. Le vado a preparare subito. certo. Bene. Una cosa che sia chiara, Mica mi vorrete occupare di nuovo il divano per tutto il pomeriggio anche oggi, come ieri, Certo, abbi pazienza. Oggi ci sarà un evento terrificante che dobbiamo vedere. Vai, da qui non ci schioda nessuno. Quindi io, fatemi capire, chi sono? Il figlio della serva sono io? Sì, mi avete chiamata? Eccomi, sì? Rossella, vieni. Rossella, scappiamo insieme, Rossella. Anna non mi capisce, scappiamo io e te. Andiamo. Ma sì, guardi, per me va bene, si può fare, lo facciamo, posso? Ma smettila di fare lo sciocco, tu vai di là a lavorare. Lo sapevo, non si può, che peccato. Ma chi te lo dice che non si può? Anna, ma mi senti? Anna, Sì, ma io sono assolutamente tranquilla, ormai. Tutto fumo e niente arrosto, caro mio. Sì, anche- Conosco i miei polli. Sì, anch'io mio marito lo so che. Però loro, senti, non mi sembra che stiano scherzando, Vai, senti? vai, che ora ricomincia. Da da da. Da da da. Da da da. Eccoci qua alla seconda parte dell'evento che vi ha tanto entusiasmato ieri. È stata o non è stata una trasmissione eccezionale? Sì, sento i vostri occhi vocare lo schermo. Sì, e stasera non sarà da meno, care amiche. Ricordate? Dall'espianto un evento strepitoso, mai realizzato in nessuna trasmissione al mondo. Dall'espianto all'impianto. Sì, care amiche, proprio davanti a voi, sotto i vostri occhi, in diretta, in diretta dico. E allora, care amiche, siete pronte a seguirci tutte e 4 le ore? Se avete il vostro telecomando in mano, premete 000 in un'unica volta e noi sapremo se sarete state insieme alla vostra Brenda per questo evento unico. Bene, pronte col telecomando? Sigla! We are young, we are strong, we're not looking for where we belong. Via. E ora un po' di pubblicità. Rossella, un po' di cantuccini e Vai, pinzotto. Rossellina. Eccomi! È già cominciata? Sì, bene, allora me la guardo con voi. No, Rossellina, tu adesso te ne vai di là che devi pulire. Forza! Sto buona con di dietro, non Oh. guardo zitta zitta. Lasciala stare, però stai ferma lì e non ti muovere, Qui non ti muovere, zitta e muta. Ok.
Prima di iniziare, ecco allora, quindi, voglio presentarvi la persona che con la sua perspicacia ha reso evidentemente possibile questa situazione oggi. L'occasione perfetta per permettere a noi e a voi, evidentemente in primis, di godervi la nostra, ma ormai evidentemente vostra trasmissione. Quindi la fantastica, meravigliosa, speciale, ecco a voi, Rita! Mia moglie crede che io sia contento della separazione. Non ha capito niente. Sono disperato. Oh, l'altro giorno volevo morire. Ho provato anche, ma non è andata bene. Volevo impiccarmi con una cinta legata al lampadario. Oh, il lampadario è crollato. Allora sai io cosa ho fatto? Ho pensato al gas. Oh, apro tutti i fornelli. È scattato l'allarme antincendi. Ho tentato persino di buttarmi dal balcone salendo su di uno sgabello, sai, per darmi maggiore slancio. Lo sgabello ha ceduto. Vabbè, ho capito, ma forse ci dovresti mettere un po' più di impegno. E dai, se fai sempre le cose a cacchio di cazzo. Aiutami tu, Enzo, ti prego. Stai scherzando, ma togliti dalla testa certe idee. Ma figurati se io ti aiuto a fare una cosa del genere. Ma sei pazzo? No, io non posso più vivere senza Cinzia. Ma non lo capisci che in questo modo gli dai anche più soddisfazione? Se tu muori si gode anche la tua pensione. E poi, caro, il mondo è pieno di donne. Ma non per me, Cinzia era tutta la mia vita. 30 anni insieme, i figli, i tuoi figli, ecco. Gli vuoi dare un dispiacere del genere ai tuoi figli? No, scusa. Loro se ne fregano di me. Uno in America, l'altro in Australia. In Australia, per caso, ci hanno mai chiamato? Solo se serve loro qualcosa. Noi non esistiamo. E allora fai un bel viaggio, Fai un bel viaggio. Vai da loro, gli fai una bella sorpresa. Non gli dici niente, ti fai un bel viaggio, ti rilassi, li vai a trovare e vedrai come saranno felici. Ma non ricordi? Dionisio siamo andati a trovarlo a Dallas un anno fa. Sì, vabbè, ma che c'entra? E allora? Vive in una specie di comune. Tutti stavano con tutti. Un miscuglio, tu vedessi. Donne, uomini, animali. Mamma mia, una sorta di comunità. Anni 60. Fumo, canne e rock and roll. Vabbè, tanto però si sa, dai, Dionisio è sempre stato un po' particolare. Fa l'artista, se non sbaglio, no? Sai che cosa fa? Progetta fedi nunziali per cani. Oh, sembra Badanarruba. Cosa mi dici? Fedi nuziali per cani? Hai capito bene, fedi nunziali per le bestie. Ma figuriamoci, adesso gli animali sono trattati meglio delle persone. Guarda, meglio di me sicuro. Enzo, ti prego, aiutami. Ma su, stia su, signor Carlo, che la vita è bella. Lo dice anche la canzone. Rossella, ma te che ti mischi? Che ne sai tu? Ma io volevo solo essere gentile, se lei si sente solo io la posso aiutare, sa? C'ho un cuore grande. Mi fa piacere sentirlo. E se vuole può anche provarlo. Posso? No. Rossella, vai a pulire di là, vai. Ma senta, però gli uomini sono gentili solo quando... Dimmi quando tu verrai. Gentile. Se vuoi te la presto. Enzo, promettimi che mi aiuterai. Tutto quello che vuoi, ma non chiedermi di aiutarti a suicidarti, per piacere. Enzo, sei il mio migliore amico. Ma la fai finita, per piacere, ma che sono cose che si chiedono a un amico queste? Dai, per piacere, smettila. Ma in fondo è una specie di eutanasia per uno che è già quasi morto. Ah, allora guarda, perfetto, perché io sono contrario all'eutanasia, quindi... Volevo risolvere tutto oggi. Non posso tornare a casa.
e non mi va di andare in albergo. Non so dove andare a dormire. A casa non me la sento. Potresti ospitarmi finché altrimenti io... Sì che ti posso ospitare, ma proprio per farti togliere dalla testa queste cacchio di idee. Che bello, signor Carlo, che viene a stare qui. Sa, qui si guarda tanta TV. Rita, ascoltami, mi puoi dire come hai fatto ad andare a Vivi e vedi la vita altrui? Sì, ve lo dico, sono riuscita a contattare proprio Brenda. Brenda? Sì, guarda, che donna, ragazze, e molto più convincente di come appare in TV. Che occhi magnetici, che pelle! E con quei tacchi poi, dal vivo, sono molto più alti. Sì. Dai, dici. Vabbè. Racconta. Va bene, ve lo dirò. Allora, per il giorno del mio compleanno, ecco, ho deciso di regalarmi una seduta da quel parrucchiere del centro. Avete presente François? Ah, sì. Meraviglioso. Servizio completo. Ho fatto lo shampoo rigenerante per capelli danneggiati, ai polifenoli del tè bianco e alle microsfere rigeneranti. Poi ho fatto la maschera per capelli, per ristrutturare tutti i miei capelli con le doppie punte. Guardate qui, guardate che doppie punte, guardate. E un fluido riparatore per tutti i miei capelli. Adesso non le vedete, ho messo le trecce, quindi poi li vedrete come sono belli, ecco. Poi ho fatto il colore, però della linea Ray & PPD Free, senza parafenilendiamina. Ecco. Poi ho fatto il taglio, ho fatto la piega, il fissatore, volevo fare anche lo chatouche, ma stavo già spendendo una fortuna. Sì, vabbè, ma questo l'avevi già detto, dai. L'avevi già detto? Sì, l'avevi già detto. Vabbè, mentre ero lì da François, quel parrucchiere del centro, vai avanti. Quello del centro. Sì, quello del centro, vai avanti. Quello lì. Allora c'era una cliente che si vantava di conoscere Brenda perché abitava nel suo stesso palazzo. Dai, fantastico! Dai. Incredibile! Fantastico! E allora si è offerta di presentarmela. No, sì, soltanto però se avessi avuto una storia interessante per il suo programma della domenica. Ma in quel programma presentano solo fatti eccezionali. Infatti, certo, ma solo in quel caso però lei avrebbe detto: te la presento. Ma, Dio mio, e quindi come hai fatto a conoscere quel tizio che dall'espianto all'impianto avere la possibilità di conoscere una persona volete? Ma dai, raccontaci, volete sapere chi è? Sì, avanti, forza, Chi è? Dai, raccontacelo, dai. Dimitri. Non ho capito, Dimitri, mio marito! No,
albatross. I'm an albatross. Yeah, Lori said she was a mouse, smoked the cheese and like a owl. Money, 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 ho, chinka, 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 blow. Lori was a witch, yeah, a sneaky little bitch. So fuck that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. Quindi chiunque può proporre un evento, andare in televisione e guadagnare un sacco di soldi. Ma sì, signora Bella, anch'io posso. La sera, vai dietro. Stella. No, io non posso. Però, Anna, ci vuole un evento straordinario, un fatto eccezionale, qualcosa di eclatante. Ci vuole Vero? qualcosa di stratosferico, megagalattico. Degli svolti drammatici. Ce l'ho! Ce l'ho! Ce l'ho! Ce l'ho! Mi manca. Io vi chiedo pardon ma non seguo il bon ton e